Report annuale di Italia Oggi dell'Università La Sapienza. La Sicilia in fondo alla classifica nazionale. Agrigento è al 103esimo posto. A Catania sbarchi selettivi, scendono dalle ONG solo i migranti fragili. La Sicilia scende in piazza, 16 proposte contro gli aumenti, oggi il giorno della protesta regionale a Palermo. Eccellenza, l'Acragaz pareggia ma resta in testa alla classifica, vittoria per il Pro Favara. Pareggio in Serie D per il Licata, basket a 2, la Fortitudo sconfitta in casa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di qualità della vita. Agrigento fa nuovamente un significativo passo indietro nelle classifiche. Dalle anticipazioni dello studio condotto nel quotidiano Italia Oggi con l'Università La Sapienza di Roma e in collaborazione con Cattolica Assicurazioni emerge infatti che la provincia passa dal 95esimo posto dello scorso anno ad uno sconfortante 103esimo posto. Il nostro direttore Arturo Cantella. La nostra città continua a perdere posizioni circa la classifica sulla qualità della vita. Rispetto allo scorso anno, Agrigento indietreggia di ben 8 posizioni, piazzandosi attualmente al 103esimo posto. Dietro di noi c'è anche Caltanissetta al 105esimo posto, perdendo ben 4 posizioni, e ancora più indietro addirittura la città di Siracusa, classificatasi al 106esimo posto, e ne perde 2 rispetto allo scorso anno che era 104esima, ma vediamo meglio qual è la situazione generale in Sicilia. La Sicilia è ancora agli ultimi posti per quanto riguarda la qualità della vita. A sottolinearlo è il rapporto annuale sulla qualità della vita in Italia realizzato da Italia Oggi per l'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con la Cattolica Assicurazioni. L'isola, come detto, non riesce a figurare bene in questa graduatoria, confermando le bocciature accumulate nelle classifiche degli anni precedenti. Qualità della vita al sud assente tra i primi posti, ma non a brillare complessivamente l'intero meridione. Nessun capoluogo del sud Italia infatti figura nelle prime 32 posizioni della classifica, un dato importante che certifica ancora una volta la forbice tra il nord e il sud dell'Italia. La prima città italiana per qualità della vita è Trento, in seconda posizione si trova Bolzano che guadagna ancora un posto, mentre sul gradino più basso del podio ecco spuntare Bologna, quarta lo scorso anno. La prima città siciliana ad apparire è Ragusa che si posiziona all'84esimo posto, confermando il piazzamento dell'anno precedente. Perde invece una posizione Trapani che dal 92esimo posto di 12 mesi fa scivola al 93esimo. In posizione numero 96 si trova la città di Messina, era 98esima lo scorso anno. A seguire c'è Enna, posizionatasi al 97esimo posto, 96esima un anno addietro. Il capoluogo regionale Palermo guadagna un posto e va dal 99esimo al 98esimo, mentre la città di Catania scivola dal 100esimo posto al 102esimo. A completare la classifica, come abbiamo detto, è Agrigento che si piazza 103esima, retrocedendo di ben 8 posizioni rispetto al report passato, quindi Caltanissetta 105esimo posto e Siracusa 106esima posizione. Non si registrano dunque particolari cambiamenti per le 9 città capoluogo della Sicilia che non riescono a schiodarsi dai bassi fondi della classifica. A fare peggio complessivamente sono quindi, come detto poco fa, Agrigento e Caltanissetta che perdono diverse posizioni rispetto al report dello scorso anno. E in merito interviene il Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente, che afferma come non avevamo dubbi, sapevamo che il rischio era altissimo, Agrigento diventa sempre più una città invivibile. Il problema è che se ne accorgono adesso anche i turisti, che ringraziando Dio, continua il Codacons, non sono mancati le riviste specializzate che purtroppo Agrigento fa sprofondare l'intera provincia.
Le 2 navi ONG con a bordo i migranti approdate a Catania tra sabato e domenica hanno ancora migranti al loro interno. Una registra 35 persone a bordo, l'altra 215. Sono stati autorizzati a sbarcare solamente i fragili. Lello Casesa. È già approdata nel porto di Catania da qualche giorno la nave Humanity 1 della ONG con a bordo i 179 profughi e 144 di questi sono finalmente sbarcati ed in serata anche dalla Geo Barents, nave di soccorso di Medici Senza Frontiere, sono state fatte sbarcare 357 persone mentre restano a bordo in 217, ma lo scontro si accende sui migranti rimasti in nave come prevede il nuovo decreto Piantedosi. La tensione è altissima. Come stabilito dal decreto è stata prevista un'accurata ispezione a bordo dell'Humanity e successivamente della Geo Barents per verificare le condizioni di salute, individuando i soggetti fragili, donne e bambini che poi sono stati fatti scendere. I primi a sbarcare sono stati minorenni e bambini piccoli accompagnati dalle madri, come ha spiegato Petra Krishok, portavoce dell'ONG. Catania non è stato assegnato come porto sicuro, non sono io il capitano, non decido io, ha aggiunto, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale perché sono tutti profughi. L'Humanity 1 è una delle 4 navi di ONG che da giorni chiedono un porto sicuro, ma dal Viminale la linea è chiara e decisa: le persone che hanno i requisiti possono sbarcare, ma gli altri devono tornare fuori dalle acque territoriali. Intanto forte preoccupazione è stata espressa dalla comunità di Sant'Egidio, che sottolinea come da prefettura, ONG coinvolte e autorità marittime ci dicono che ancora non è arrivata nessuna autorizzazione allo sbarco. La responsabile della ONG Barents dichiara: 10 giorni dal primo soccorso è inaccettabile l'attesa a cui sono sottoposti i profughi a bordo, abbiamo razionato l'acqua e stiamo finendo le scorte alimentari. In questa situazione non possiamo farci carico della gestione delle richieste d'asilo che non è di nostra competenza. E questa la nostra resistenza, solidarietà, accoglienza, e questa la nostra resistenza, freedom, uria, libertà. Nel Mediterraneo mai più naufragi, l'Europa fortezza e causa delle stragi. Dal freddo è quello che sta succedendo in queste ore. Non lo consentiremo al governo Meloni. Bravo Abu! Abbiamo puro per distrarre l'attenzione dal dramma del caro bollette, del caro vita, della disoccupazione giovanile nel nostro paese, è l'emblema del populismo di deriva disumana e non lo permetteremo a nessuno. È un film déjà vu, è successo nel 2018 e si ripete identicamente con gli stessi protagonisti meno uno. Sarò lì, da essere umano, da deputato, da servitore di questo paese. Sarò lì fino all'ultima persona. Non si può. Gli altri che non avranno fatto scendere, che cosa faranno? Torneranno in rada? Intanto noi saremo qui. E se questo vuol dire eleggere residenza a domicilio su questa nave, lo farò in queste ore. Cioè praticamente che cosa faranno adesso? Quello che sta succedendo è che c'è uno sbarco selettivo e quindi si dovrà verificare la loro condizione di salute, ma sono naufraghi sfiniti. E qui, ecco, in un sistema democratico dovrebbe essere garantito l'accesso alla stampa, ovviamente tutelando l'immagine e la privacy delle persone, per verificare quello che sta succedendo. È una questione di trasparenza, ma sul corpo di esseri umani. Sono sfiniti, pieni di traumi. È quello che sta succedendo, sono sfiniti, usati come oggetti.
e a ognuno di loro bisogna garantire il diritto alla salute e dare la possibilità di presentare la domanda di protezione, ma sono corpi sfiniti. Sono corpi sfiniti. La Sicilia torna in piazza per protestare contro il caro bollette, manifestazione oggi a Palermo di imprenditori e lavoratori per dire basta ai rincari e chiedere al governo regionale interventi urgenti, un grido d'aiuto unanime sulla sofferenza che migliaia di famiglie e lavoratori stanno vivendo in questo difficile periodo storico ed economico. Arturo Cantella. Livio Sutera in rappresentanza dell'Assiconsum, ecco cosa devono fare i cittadini per questi rincari delle utenze, in particolare queste elettriche, per il gas, ecco qual è il vostro consiglio? Ma il nostro consiglio è di stare attenti ai contratti che hanno già firmato, perché il decreto aiuti bis prevede che i gestori non possono aumentare i prezzi indiscriminatamente, cioè a senso unico, e quindi che vengano da noi con i contratti con le vecchie bollette per vedere cosa si può fare. Quello che si sta verificando in questo periodo è una giungla, per cui molti gestori telefonano, anche nazionali, anche grosse aziende, telefonano, ti propongono un contratto e invece il contratto che ti arriva dice tutt'altro, quindi bisogna fare attenzione al diritto di recesso, andare a vedere cosa dice il contratto e eventualmente chiaramente recedere dal contratto. State attenti ai contratti a tariffa fissa, perché sono molto alti e forse non conviene. In questo periodo forse conviene, visto che molti gestori adoperano il PUN, cioè il prezzo unico nazionale, però ha aumentato chiaramente per il loro guadagno di spread. Bisogna vedere quanto è questo spread, se è 3 centesimi, 4 centesimi, 5 centesimi, bisogna fare molta attenzione. A questo punto è preferibile forse ritornare al mercato tutelato. Il mercato tutelato per quanto riguarda la luce in Sicilia lo fa ancora Enel, quindi Enel come mercato tutelato. Per quanto riguarda il gas, forse non tutti sanno che tutti i gestori sono tenuti a dare il contratto tutelato, perché non c'è un solo gestore, ma tutti quanti hanno l'obbligo, secondo l'ARERA, di assicurare il mercato tutelato. Fare attenzione, se hanno problemi, se avete problemi venite da noi, vi spiegheremo tutto quello che succede, perché effettivamente non si sa più quello che sta succedendo e quindi è bene che la gente abbia dei chiarimenti in merito e che aprano gli occhi, soprattutto aprire gli occhi ai nuovi contratti. Ecco, c'è però un prezzo di riferimento che dà l'ARERA, che è l'autority, diciamo, che indica questo? Sì, infatti l'ARERA mensilmente monitora il prezzo. In questo momento, ad esempio, per la luce il PUN, che sarebbe il prezzo unico nazionale, è a circa 12 centesimi. Ecco perché dico conviene a questo punto tornare al mercato tutelato laddove chiaramente non si pagano spread. Altrimenti vedere con gli altri gestori quale ha meno spread, perché sarà 2, 3, 4, 5 centesimi, non sappiamo, chiaramente bisogna informarsi. Ecco, per le aziende invece che consiglio date? Ma per l'azienda lo stesso consiglio, chiaramente conviene in questo momento assicurarsi al mercato tutelato, perché purtroppo da giugno 2021 le aziende sono state obbligate ad avere un contratto con il mercato libero. Però purtroppo bisogna scegliere nel mercato libero chi offre di meno, bisogna controllare sempre, vi dico sempre, lo spread, il differenziale. Domani torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Favara, all'ordine del giorno l'approvazione del piano delle opere pubbliche. Ci racconta tutto Giuseppe Moscato. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria dal Presidente Miriam Mignemi per domani martedì 8 novembre alle ore 19:30. In primo piano l'approvazione del programma triennale per le opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori 2022.
Il punto, già inserito nella precedente seduta, era stato accantonato su richiesta dei consiglieri comunali che avevano evidenziato come l'amministrazione non li avesse coinvolti e che inoltre mancavano alcuni progetti importanti e in fase di finanziamento che non erano stati inseriti. All'ordine del giorno, che consta di 13 punti, anche la proposta per l'istituzione e l'attivazione dei parcheggi rosa. Inoltre, i consiglieri comunali sono chiamati ad approvare anche lo statuto e lo schema di convenzione per la costituzione del Consorzio tra Comuni Agrigentini per la legalità e lo sviluppo, il regolamento su canone patrimoniale unico ed ancora una variazione di bilancio per il contributo all'Agenzia per la coesione territoriale per il reclutamento di 2 unità di personale non dirigenziale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e nazionale. Spazio anche per la trattazione ed eventuale approvazione di 4 mozioni consiliari. Richiesta al Presidente della Regione Siciliana e alla Giunta regionale di misure economiche a sostegno dei frantoi siciliani contro l'aumento dei costi per la molitura delle olive, mozione per impegnare l'amministrazione comunale a trovare immediata soluzione al problema del randagismo, agevolazioni tari per chi adotta un cane e interventi di manutenzione e messa in sicurezza della Villa Ambrosini. 2 giorni di salute e benessere, sabato e domenica scorsi, organizzati dalle Lions Club di Agrigento. Vediamo. Un vero successo oltre ogni previsione. Sabato 5 e domenica 6 novembre il service benessere e salute organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal professore Pira, presso il centro commerciale Città dei Templi a Villa Seta di Agrigento. 250 le persone che sono state trattate nello spazio benessere, molti bambini che hanno partecipato a laboratori creativi ed espressivi per liberare la fantasia ed esprimersi gioiosamente con le attività a loro dedicate, ricche di significato e di contenuto. Ampiamente soddisfatti, lo siamo, ha commentato a margine dell'evento il presidente del club Francesco Pira. Questo service sul benessere parte dall'idea che abbiamo cambiato il nostro modo di vivere lo spazio e di vivere il nostro tempo e quindi dobbiamo cercare di recuperare tutto quello che in termini di benessere ci può servire per essere diversi. Per quanto riguarda noi Lions, il Lions Club Valle dei Templi ha voluto fare questo service perché crede in un apporto che può dare alla comunità, mettere a disposizione professionisti che ci possono spiegare come possiamo gestire meglio il nostro corpo e come vivere meglio la nostra vita. Ed è questo il motivo per cui abbiamo voluto oggi essere qui al centro commerciale Città dei Templi, che ringraziamo insieme alla sua direttrice, dottoressa Elisa La Rocca, per questo spazio che ci ha dato. Abbiamo organizzato con il Lions Club Valle dei Templi per il secondo anno salute e benessere. Devo ringraziare tantissimo il nostro presidente Francesco Pira perché l'ha voluto in maniera determinante e diciamo, l'idea nasce sempre dal sentirsi bene solamente, diciamo, senza pregiudicare niente, senza farmaci, solo con le medicine alternative. Quindi abbiamo dato spazio alle sedute di osteopatia con il sottoscritto Gaetano Riotta, poi abbiamo diversi operatori shiatsu e diversi operatori diciamo, di altri settori, sempre delle medicine alternative. Già abbiamo iniziato stamattina e sabato pomeriggio già abbiamo fatto una bellezza di 20 persone, quindi già si vede che le persone hanno proprio sete di benessere, quindi speriamo che già alla fine di questi 2 giorni di benessere ne faremo sicuramente un centinaio. Nel corso delle operazioni di sequestro è stato rilasciato in mare l'intero pescato ancora vivo, 20 esemplari di pesce spada. Vediamo. 20 esemplari di pesce spada sono stati rilasciati in mare dalla Guardia Costiera, in occasione dell'ordinaria attività di vigilanza sulla filiera della pesca marittima
Il personale della Capitaneria di Porto di Milazzo ha provveduto anche al sequestro di 3 attrezzi da pesca di tipo palangaro, caratterizzati da lunghezza complessiva di 6.000 metri e circa 1.000 ami, non conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di identificazione e costituenti, di fatto, un pericolo per la navigazione. Nel corso delle operazioni di sequestro è stato rilasciato in mare l'intero quantitativo di pescato ancora tutto vivo, costituito da 20 esemplari di pesce spada sotto misura. Per favorire il recupero dello stock ittico, la Comunità Europea, tramite l'adozione di apposite raccomandazioni ICCAT, ha definito, attraverso un sistema di particolari tutele, la taglia minima 100 cm misurata dalla mandibola inferiore, in modo da ridurre le catture di esemplari ancora giovani e quindi sotto misura che non hanno raggiunto l'età riproduttiva, rendendo estremamente difficile il recupero biologico della specie, evitando in tal modo l'impoverimento dello stock ittico del pesce spada nella più ampia ottica della pesca sostenibile. Azione di bonifica dei rifiuti alla foggia del fiume Magazzolo di Ribera, dove i volontari del WWF hanno raccolto 1 tonnellata di rifiuti. Vediamo. Azione di bonifica dei rifiuti alla foce del fiume Magazzolo di Ribera, dove i volontari del WWF hanno raccolto 1 tonnellata di rifiuti nel lato orientale dell'imbocco del mare. Queste azioni hanno lo scopo di dare un contributo alla grande campagna nazionale denominata Ripartiamo, che vede quali partner il Giova Beach Party, l'Intesa San Paolo, per pulire e recuperare 20 milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi e fondali in tutta Italia. Insistiamo, noi non puliamo le spiagge, i laghi, i fiumi, ma offriamo un modo di replicare e diffondere la civiltà. A livello locale la manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ribera e della cooperativa sociale Nica Ollus, presente all'evento con una qualificata rappresentanza, tra cui la stessa presidente Valentina Puma. In chiusura i volontari sono saliti sul Cosso del Paratore, dove l'ispettore onorario dei beni culturali per la Sicilia, Domenico Macaluso, responsabile scientifico del WWF Sicilia Area Mediterranea, ha spiegato i motivi nella denominazione Paratore, originata dalla struttura ivi esistente a metà dello scorso millennio per brillare il riso, e poi dalle risaie al verdura del giacimento petrolifero nel Magazzolo e la Madonna dell'Olio, le stampe d'autore fiammingo riguardanti i nostri siti e le ricchezze che possiede la nostra terra in termini di cultura, storia e natura, bellezze artificiali e naturali di cui godiamo gratuitamente finché durerà questa nostra civiltà. Con grande costanza, finisce il comunicato stampa del WWF diretto dall'architetto Mazzotta, dovremmo insistere e ce la faremo, noi siamo il futuro che costruiamo. Siamo allo sport calcio, uno sguardo alla 9ª giornata del campionato di eccellenza. Pareggio per l'Acragas, che resta però in testa alla classifica, e vittoria per il Pro Favara. Ci sono i servizi di Carmelo Lentini e Giuseppe Moscato. Secondo pari stagionale dell'Acragas, che deve recitare il mea culpa per una vittoria mancata sul campo del Nino Vaccara con la Mazzarese. Una gara che si era anche messa bene per il vantaggio al 31esimo con il solito Pavisic, che ribatte in rete una rasoiata di Semenzin e respinta corta da un difensore. La Mazzarese annulla il vantaggio biancazzurro nei primi minuti della ripresa al terzo con Benivegna, che si presenta al cospetto del portiere Lezzai e lo supera con un diagonale. L'Acragas, subito il colpo, si scuote e col Mansur sfiora per un paio di volte la rete del vantaggio. Poi alla mezz'ora lo stesso attaccante di testa e a porta vuota spreca un gol quasi fatto. Non succederà più nulla, ma la delusione accumulata viene mitigata dai risultati provenienti dagli altri campi, che pongono la squadra biancazzurra sempre in vetta e con lo stesso distacco di 4 punti dalla coppia formata da Enna e Don Carlo Misilmeri. Mercoledì prossimo 9 novembre l'Acragas sarà impegnato nel ritorno di Coppa Italia con il Resultana San Lorenzo sul campo del Pasqualino di Carini. Basterebbe non perdere con qualsiasi risultato
E poi domenica 13 sarà la volta della sfida interna con il Castellammare. Dunque la spartizione dei punti non danneggia la compagine dei tempi, che mantiene intatto il vantaggio di 4. La squadra ennese infatti subisce il gol del pari del Mazzara quasi alla fine dell'incontro, per cui non muta assolutamente la sua classifica, che invece cambia per Don Carlo Misilmeri, che agguanta proprio a fine incontro la stessa squadra neroverde al secondo posto. Torna alla vittoria il Pro Favara, che supera agevolmente la Parmonval, mentre l'Unitas Sciacca coglie un buon pari sul campo difficile del Resuttana San Lorenzo. Ma vediamo quali sono stati i risultati finali di questa nona giornata. Enna Mazzara è terminata 1-1, Gela Casteldaccia 0-0, Pro Favara batte Parmonval 3-0, Don Carlo Misilmeri Leonfortese 1-0, la rete è stata segnata a 10 minuti alla fine su calcio di rigore trasformato da Balistreri. Mazzara Acregas 1-1, poi c'è Resuttana San Lorenzo Sciacca 0-0, Castellammare Marineo 2-1, Cus Palermo Nissa 1-3. Questi due ultimi incontri si sono giocati in anticipo sabato. Mister Nicola Terranova, un pareggio qui allo Stadio Novaccara fra due squadre che ancora non hanno perso in campionato. Voi avete giocato una grande partita, anche la Mazzarese, ma avete qualcosa da recriminare? Magari qualche rimpianto per qualche occasione sprecata, ecco. No, direi che se dovrei dare un titolo a questa partita, direi peccato perché abbiamo affrontato una grande squadra. Mi dicono che la Mazzarese prima di questa partita non aveva mai giocato in questa maniera, quindi il nostro pareggio diventa ancora più prezioso. Nonostante l'avversario forte abbiamo creato tanto, abbiamo tirato tante volte in porta, quindi dobbiamo essere contenti. Dobbiamo sicuramente rivedere un po' la fase conclusiva e dobbiamo avere più freddezza sotto porta. Poi per il resto ci prendiamo il punto contro una squadra che ha investito tanto come ha investito l'Agregas, è una squadra che giocherà punto a punto fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi se dobbiamo fare un po' di ragionamenti un po' più fra virgolette più vecchi che si facevano prima, abbiamo fatto un pareggio fuori casa e quindi come media inglese andiamo avanti. Cosa è mancato oggi all'Agregas, mister, per portare a casa la vittoria? Credo nulla, abbiamo giocato una partita mi pare contro un avversario difficile, contro un avversario costruito come noi per primeggiare. È mancato solo il gol, poi il pareggio ci sta, il pareggio contro la Mazzarese ci sta, probabilmente ai punti avremmo meritato di vincere noi, però va bene così. Ecco, mister, era questa la Mazzarese che si aspettava prima di questa gara? Sapevo che la Mazzarese fosse un collettivo importante. Ho visto le 8 partite precedenti più quelle di Coppa e non avevamo mai espresso il gioco che ha espresso oggi, quindi ti ripeto, il pareggio di oggi assume un'importanza ancora più grande e noi andiamo avanti per la nostra strada, sappiamo che abbiamo dei margini di miglioramento, dobbiamo essere più bravi nella gestione di alcuni momenti della partita, però c'è il campo che dirà se in futuro potremmo ancora lottare per Se vogliamo chiudere con un'analisi tecnica di tutti i 90 minuti, che commento fa lei, mister? Si sono affrontate due squadre che si conoscevano abbastanza bene. Avevamo preparato determinate uscite che poi abbiamo cambiato in corsa, abbiamo chiuso le fonti di gioco della Mazzarese, li abbiamo costretti a giocare la palla lunga. E poi nel primo tempo credo che ci siano state delle situazioni pericolose da parte della Mazzarese soltanto sul piazzato, poi nel secondo tempo chiaramente una squadra in casa che sta perdendo ha alzato il baricentro, abbiamo sofferto un pochettino, ma credo che sia pure giusto soffrire contro un diretto avversario. Poi ti ripeto, il pareggio è giusto, il pareggio ce lo prendiamo, ce lo teniamo stretto, mercoledì abbiamo già un'altra gara e la testa va a risultare. Mister, lei è entrato in campo, ha ricevuto gli applausi da parte del pubblico di Mazzara del Vallo, lei è un mazzarese, ha giocato anche per il Mazzara, allenato anche in altri contesti e poi anche applausi alla fine. Ecco, fa sempre piacere
tornare da avversario nella propria città ed essere accolto sempre bene, no? Non nascondo che le partite che gioco a Nino Vaccaro non sono le stesse delle altre, quindi è sempre un'emozione particolare. Oggi, come è successo con Mazara, ricevere gli applausi del mio pubblico è stato emozionante e li ringrazio, come ringrazio la Mazzarese per l'ospitalità che ci ha dato. Torna a vincere la Pro Favara dopo lo stop di domenica scorsa con l'Akragas. I gialloblu di Gaetano Catalano rifilano un secco 3-0 alla Parmonval. Una partita dominata per tutta la sua durata da Bossa e compagni, con tante occasioni, gol sciupate e una buona prestazione da parte di tutti i settori della squadra. È stata comunque una buona Parmonval nonostante il risultato, quella scesa a Favara. La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa. La rete arriva ad appena 2 minuti dal fischio d'inizio del direttore di gara, il signor Bertolino della Federazione di Trapani, assistito da Cutrufo e Debole di Catania. Sulla sinistra la Piana effettua un micidiale taglio orizzontale in area. De Luca non ci arriva, ma in corsa c'è Graziano che trasforma in gol. Nel primo tempo sono state tante le occasioni gol per De Luca e compagni, ma non si riesce a segnare. Molte le imprecisioni, ma merito va anche alla buona guardia della difesa della Parmonval. Nel secondo tempo la Pro Favara accelera, mister Catalano effettua dei cambi per dare fiato alla coppia d'attacco De Luca-La Piana. In campo Calagna, Dembélé e Caternicchia, dentro anche Fallea e Marchica. Ed è proprio Dembélé a firmare i 2 assist decisivi per il secondo gol di Graziano e la rete di Caternicchia. Vittoria importante per la classifica e per il morale della squadra del presidente Lino Castronovo. Il campionato per la Pro Favara, infatti, prosegue con una doppia trasferta, domenica a Sciacca e successivamente con la Mazzarese. Sicuramente vincere aiuta a vincere, no? Veniamo da una sconfitta, devo dire che i ragazzi sono stati anche abbastanza bravi perché non era una partita facile, sono stati loro a renderla facile. È anche vero che la prima parte della gara, come è successo la partita in casa precedente, siamo riusciti a sbloccarla subito dopo pochi minuti. Abbiamo un pochino cinciscato, abbiamo giochicchiato, anche se abbiamo avuto 3-4 palle gol che non abbiamo sfruttato al meglio, quindi questa è la prima parte della gara. Poi la seconda parte della gara siamo riusciti a chiudere la partita su 2-3-0, a un certo punto i ragazzi sono anche fermati girando palla, ma era importante per noi reagire dopo la sconfitta di Agrigento, i ragazzi l'hanno fatto anche abbastanza bene, quindi questo ci aiuta un attimo anche a lavorare in settimana con più serenità. Nonostante il gol nei primi 2 minuti, un primo tempo apprezzabile per la Parmonval. Sì, per quello apprezzabile, insomma, siamo in una situazione che purtroppo la squadra è demoralizzata perché è abbastanza giovane e quindi appena... Sì, poi ci siamo sistemati, il primo tempo apprezzabile, però non... Dobbiamo fare molto di più perché comunque è una squadra che deve, nei bassi fondi deve lottare, prendere dei gol su errori nostri, insomma, una squadra che si deve salvare non li deve fare, però pazienza, ci dobbiamo rimboccare le maniche e continuare a lavorare. Sono la squadra da una settimana, quindi è normale che non posso chiedere di più, però piano piano ci vuole un po' di pazienza. Una partita giocato con la consapevolezza che dovevamo fare il risultato obbligatoriamente, quindi era importante vincere. E la Parmonval è una squadra molto giovane, quindi si sta un po' riorganizzando. Nelle ultime partite che ho visto della stessa, oggi mi ha visto già una squadra migliore rispetto a quella di domenica scorsa contro lo Sciacca, quindi abbiamo fatto una buona partita e il risultato, insomma, ci va bene. Più che meritato. Direttore, lo vogliamo dire un bravo a Dembélé? Il ragazzo è un professionista, è giovane, è un 2002, ha fatto diverse esperienze in Serie D, sta crescendo con noi, molta umiltà, entra sempre negli ultimi minuti delle partite, ma ogni volta entra fa la differenza. Questo è quello che conta quest'anno, quello che abbiamo, che chi entra da fuori fa bene, fa bene. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ancora calcio, scendiamo di categoria, andiamo in Serie D. Il Licata ottiene un buon pareggio fuori casa. Arturo Cantella.
Finisce con un pareggio 1-1 la sfida tra il Licata Calcio e Lamezia Terme, le reti segnate specificatamente al 20° del primo tempo con Terranova, al 24° il pareggio con la rete di Mudisaru della Lamezia Terme. Attualmente la classifica della Serie D Girone I vede sempre in testa il Catania Calcio con 28 punti, seguito al secondo posto con la Lamezia Terme con 20, quindi la Agrigentina e il Canicattì attestati a 12 punti insieme al Licata Calcio. Vediamo ora alcune azioni salienti della partita. Al guido di Ippolito Di Lamezia in scena la 10ª giornata del girone I di Serie D. Il Lamezia di mister Novelli reduce dalla sconfitta contro il San Luca che gli ha fatto perdere terreno dalla vetta. Sconfitta anche per i giallo-blu di mister Romano nel derby contro il Canicattì. Passiamo al fin di questa sfida grazie all'immagine a cura di Arturo De Rosa, con il Lamezia al 17° che ha l'occasione di sbloccare il match. Lo assegna l'arbitro per spinta di Calaiò su Cristiani che colpisce di testa da 2 passi e salva sulla linea lo stesso Cappello. Tutta l'azione pericolosa però parte dai piedi di Terranova che l'aveva iniziata impegnando Valenti alla deviazione con un sinistro in area. Dal dischetto va Ferreira, destro angolato, ma che parata di Valenti che salva la propria porta, salva il risultato sugli sviluppi del corner che ne consegue però capitola all'estremo difensore licatese. Batte Maltese infatti, spizza Silvestri e Terranova al terzo sigillo personale batte Valenti per l'1-0 del Lamezia. Licata che di contro dimostra di non essere giunta al D'Ippolito per fare da sparring partner con questo destro dalla distanza di Mudasiru che fischia vicino all'incrocio dei pali. Nella ripresa sempre un buon Licata a fare la partita con il tentativo da distanza siderale di Frisenna, il migliore dei suoi, e Malatoni a deviare in angolo non senza qualche titubanza. Lamezia però che torna a rendersi pericolosa con il neoentrato Emanuele, mette dentro, non vi arriva Addessi sul secondo palo. Licata che però trova il pari al 69°, Mudasiru carica il destro con la complicità di Mataloni, fa 1-1 al D'Ippolito. Di Lamezia, seconda marcatura stagionale per il metronomo di mister Romano. Dall'altro lato inizia a collezionare occasioni in sequenza la formazione di mister Novelli, prima con Addessi che prova ad armare il mancino non inquadrando lo specchio della porta, successivamente Efangua a girare fuori da ottima posizione in area su assist dal fondo di Addessi. Segue l'uscita alta da parte di Valenti che dà un saggio delle proprie abilità quest'oggi guidando magistralmente la retroguardia. Quindi il tentativo ad opera di Canute che costringe alla deviazione in angolo coi pugni Valenti. 94°, tocca ancora a Fangua in pieno recupero gettare le ortiche con un tiraccio, un bell'assist dalle retrovie, l'occasione più clamorosa. Basket a 2 la Fortitudo Moncada Agrigento, sconfitta in casa 75-77, il servizio di Lello Casesa. L'Urania Milano vince 77-75 e porta a casa un risultato importante dopo 3 vittorie consecutive e lascia l'amaro in bocca agli agrigentini che avevano iniziato a crederci. Una bellissima gara che ha visto le due squadre battersi con determinazione e lucidità, anche se alla fine il nervosismo ha prevalso, consentendo all'Urania di vincere per 2 punti e portare la vittoria a casa. Il primo e il secondo match sono in mano ai lombardi con tiri da 3 e molti canestri ed azioni fortissime. Vede la Fortitudo in questa prima fase in difficoltà, poi si passa al terzo e al quarto e la musica cambia. La squadra di Cagnardi recupera fiducia, inizia a fare canestro, riprendendo e addirittura ribaltando il risultato che tiene fino alla fine. Ma sono molti gli errori dei nostri, sia sui tiri da 3 che sui tiri liberi, ed alla fine purtroppo sono questi che faranno la differenza. La Fortitudo ci crede ed anche il pubblico si infiamma, convinto di vincere, ma allo scadere dei secondi ad un canestro sbagliato della Fortitudo, la squadra lombarda fa il capolavoro e passa avanti con 2 punti, ed è fatta. Mancano 2 secondi, Cagnardi chiama il break e disegna uno schema di gioco che non funziona. I lombardi portano a casa una vittoria alla quale neanche loro credevano. Peccato e amaro in bocca con una squadra come la nostra che ha mostrato i denti per tutta la gara con buone prestazioni, ma i limiti sono emersi fuori ed andranno corretti e migliorati nelle prossime gare, come sottolinea il coach Cagnardi a fine gara. Allora, in questi momenti è chiaro che per noi
trovare soddisfazione da una sconfitta che arriva per un possesso è molto difficile. Poi chiaramente ci sarà la lucidità del giorno dopo, l'analisi tecnico-tattica e quant'altro che ci rimetterà su quello che è il percorso, quindi la valuteremo con un po' più di lucidità. In questo momento siamo amareggiati perché siamo un gruppo che vuole provare a vincere tutte le partite, e quando perdi 2 significa che la partita la potevi vincere, non diciamo la dovevi perché è una parola che non esiste nello sport, è una concezione totalmente sbagliata, però è chiaro che abbiamo regalato il primo quarto, è verissimo che abbiamo trovato una squadra che ha sempre fatto canestro, però è anche vero che sono un po' stati attendisti, nel senso che abbiamo proposto una difesa che ha aspettato un pochettino i loro errori che non sono arrivati, quindi ci hanno sempre punito. Guarda, io purtroppo, ma lei l'ha visto? No, io non l'ho visto. Era lì, dai. Io assolutamente ti devo dire, io credo che purtroppo, e lo dico anche quando succede a noi, perché purtroppo sono cose che non puoi bilanciare, non puoi condizionare, non puoi gestire, cioè quello che fischiano è sempre, dico sempre anche ai miei, siamo noi che dobbiamo adeguarci purtroppo, perché è la dura realtà. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.